Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Entriamo subito nel vivo di una delle vicende storiche più famose, ma diciamolo forse meno comprese in assoluto del Medioevo. Oggi andiamo dritti alle radici del 1282 per esplorare la vera genesi sociale della rivoluzione del Vespro siciliano, perché per secoli ci hanno raccontato questa data come una specie di favola oscura, un intrigo fatto di vendette private e complotti internazionali. Ma la realtà documentata, è una storia completamente diversa e decisamente più affascinante. Parliamo insomma di un intero popolo che prende in mano il proprio destino. E per capire al volo, fin da subito, cosa accadde davvero quel 30 marzo 1282, basta ascoltare queste parole dello storico Michele Amari. È una frase che colpisce dritto al punto, definisce la rivoluzione repentina, uniforme, irresistibile, desiderata ma non tramata, decisa e fatta al girar d'uno sguardo. Fermiamoci un attimo su quelle desiderata ma non tramata. Ecco, questo è il cuore di tutto. Il Vespro non fu affatto il piano perfetto di qualche mente nell'ombra. Fu un'esplosione spontanea, un desiderio di libertà così condiviso e maturo che, letteralmente, basta uno sguardo per far scoppiare la scintilla. Prima sezione. Il Vespro oltre la leggenda. È il momento di mettere da parte i miti romantici e guardare in faccia la cruda realtà dei fatti storici. Da una parte abbiamo il mito, quello un po' da film per capirci, quello che ci parla di un mega complotto segreto tra il Papa e il Re d'Aragona, magari innescato dalla vendetta personale di Giovanni di Procida. Dall'altra parte, però, i documenti ci mostrano una realtà ben diversa, un movimento collettivo, totalmente spontaneo, generato semplicemente dal peso insostenibile dell'oppressione sociale. Non furono certo i sovrani a muovere i fili su una scacchiera diplomatica, ma la disperazione e la dignità di migliaia di persone comuni. Ora, giustamente, viene da chiedersi: ma come facciamo a esserne così sicuri? La risposta sta in un numero ben preciso: 100. Oltre 100 documenti inediti saltati fuori dagli archivi di Parigi, scoperti proprio da Michele Amari. Una montagna di carte che ha smontato pezzo per pezzo tutta la teoria della grande cospirazione internazionale. E il contenuto di quei documenti è a dir poco rivelatore. Parliamo di lettere private inviate da Carlo d'Angiò a Filippo l'Ardito. Leggendole emerge una cosa sola: lo stupore più totale. La rivolta li ha colti completamente di sorpresa. Non c'è la minima ombra di sospetto preventivo verso Pietro d'Aragona. Pensiamoci, se ci fosse stato davvero un gigantesco complotto preordinato, le spie del re lo avrebbero saputo, non credete? Invece no, furono presi alla sprovvista, letteralmente travolti da una furia popolare che nessuno aveva calcolato. Il che ci porta alla seconda sezione, il precedente della Repubblica del 1254. C'è un fatto importantissimo da chiarire: una rivoluzione così strutturata non nasce mica dall'oggi al domani. Per capire questa incredibile capacità organizzativa dei siciliani nel 1282 dobbiamo guardare al passato e a una loro particolarità sociale, le cosiddette proprietà allodiali. In parole povere, a differenza di mezza Europa, qui esistevano terre possedute in modo assoluto, non concesse come favore feudale. Questo dettaglio cruciale permise la nascita di una classe di cittadini liberi, i civis liberos, che prosperavano senza dipendere dai baroni. Insomma, si trattava di una società decisamente più avanzata e giusta rispetto agli standard dell'epoca. E questa libertà di base aveva già dato i suoi frutti quasi 30 anni prima del Vespro. Nel 1254, l'arroganza del viceré Pietro Ruffo, che arrivò persino a battere moneta per conto suo, spinse Palermo e Messina a insorgere. Ma attenzione, insorsero al grido di «Comune». A Messina acclamarono Leonardo Aldighieri come capitano del popolo. Il risultato finale? L'isola intera si organizzò in una vera e propria confederazione repubblicana sotto il vicario papale. Un esperimento breve, d'accordo, ma di una lucidità politica sbalorditiva. Quindi portiamoci a casa questo concetto fondamentale. L'esperimento del 1254 ci dimostra in modo lampante che eravamo di fronte a una società politicamente matura, capace di autogovernarsi e perfettamente strutturata per il viver civile. Il Vespro del 1282, perciò, non fu un momento di follia improvvisa, un'anomalia. Fu semplicemente la riaffermazione prepotente di una capacità organizzativa che quella società aveva già nel sangue. Passiamo alla terza sezione, fisco svevo e oppressione angioina. Come siamo passate dalla maturità civile al caos totale?
Cosa ha trasformato questa società così civile in una polveriera pronta a esplodere? Semplice, il cambio di regime ha costruito anno dopo anno una tensione sociale insopportabile. Guardando questa tabella si vede proprio la discesa libera. Con Ruggero II c'era stabilità, ordini civili e uomini liberi, pur con un governo centrale molto forte. Con Federico II arrivano le leggi e i parlamenti, ma anche un fisco pesantissimo per pagare le sue guerre. Poi arriva Carlo d'Angiò, fine delle mediazioni, solo forza bruta, tasse letteralmente predatorie e la perdita totale delle antiche libertà municipali. Un disastro. C'è una metafora formidabile, sempre di Amari, che descrive alla perfezione questo passaggio. Tender fortissimo i nervi del principato. È come prendere un arco e tenderne la corda allo stremo. Lo Stato svevo aveva già tirato la corda al massimo, prosciugando risorse per le guerre, creando una fragilità enorme. Quando quell'arco è passato nelle mani degli angioini, era inevitabile che si spezzasse con un colpo secco. E non dimentichiamo come le persone vivevano questo nuovo governo sulla propria pelle. Il dominio di Carlo d'Angiò non era percepito come un normale cambio sul trono, assolutamente no. Era vissuto come una vera e propria occupazione militare straniera, ostile, aliena. L'esercito regio veniva visto come una, cito testualmente dai documenti, masnada di ladroni, scesa dal nord solo per saccheggiare e umiliare una civiltà locale profondamente radicata. Tutta questa oppressione trasformò una crisi economica in una disperata lotta per la sopravvivenza. Le tasse diventarono vere e proprie rapine legalizzate, le famose collette, imposte per finanziare le ambizioni di Re Carlo in Oriente. Fu una acerba signoria che cancellò ogni singolo diritto dei comuni. E, allargando un po' lo sguardo, il Vespro divenne parte di qualcosa di più grande, la resistenza della cosiddetta nazione latina contro un'egemonia francese che stava cercando di soffocare l'Italia intera. Quarta e ultima sezione. Il risveglio della coscienza politica. Tutti quegli anni di soprusi e dolore non sfociarono certo nella rassegnazione, ma portarono al gran finale esplosivo di questa storia. Fissiamo bene questo punto. Il 1282 non fu un semplice scontro tra famiglie reali per prendersi una corona, fu una questione di vita o di morte. Fu un atto di autodeterminazione assoluta, un risveglio collettivo indispensabile per salvare la Sicilia dal baratro e da quella che i testi definiscono corruzione servile. Si trattava insomma di non scomparire politicamente. E la prova definitiva che non si trattò di un semplice tumulto da strada, ma di una rivoluzione vera e strutturale, sta nell'eredità che ci ha lasciato. Il Vespro non lasciò solo rovine, anzi, forgiò due pilastri immensi. Primo, una lunghissima tradizione di resistenza morale e nazionale. Secondo, generò uno statuto politico in grado di mettere un limite formale all'autorità del re. Nuove leggi che avrebbero protetto quelle libertà per i secoli a venire. Questo è il segno inequivocabile di una rivoluzione civile vera e propria. A chiusura di questa bellissima indagine storica ritornano le parole di Michele Amari, con una sintesi morale che fa davvero riflettere. Al suo popolo, non ai potenti, la Sicilia deve quella rivoluzione che nel secolo XIII la salvò dalla estrema vergogna e miseria. È una rivincita fantastica, la celebrazione definitiva del potere della collettività che batte le macchinazioni e i giochi di palazzo delle elite. Tutto questo ci lascia con un interrogativo finale, una di quelle domande importanti. La vera storia, quella che cambia i destini delle nazioni, è davvero scritta nei corridoi oscuri dei potenti di turno, oppure viene sprigionata dalle forze morali e sociali di un popolo intero, unito quando si tratta di difendere la propria libertà? È un dubbio che dal 1282 arriva intatto fino a noi e che forse ci fa guardare anche al presente con occhi molto diversi. C'è davvero da pensarci su. Grazie per aver seguito questo approfondimento.